Ci riproviamo, li chiamiamo finale maschile 400 stile libero. Presentiamo questi finalisti. In corsia 1 parte Leonardo Favretti, The Hacker. Corsia numero 2 per l'Hydros, Alberto Camilotto. Corsia numero 3, i colori dell'Antares Nuoto, campione di categoria dei 200 farfalla e già medagliato ai giovanili nei 4 e 1500 stile, Alessio Gerardin. Corsia 4 per il team Veneto, campione di categoria dei 200 stile. In questa gara ha vinto il bronzo e finalista agli assoluti, Davide Casarin. Corsia 5 per il Notto di Nuoto 74, anche lui già campione giovanile e finalista già agli assoluti, Mattia Zuin. In corsia 6 per il The Hacker Team, già campione giovanile nella rana e nei misti, Riccardo Cervi. Corsia 7 per il Notto di Nuoto, Simone Mazza. Corsia 8 per l'Acquapolis, Alberto Baldin. E dunque dal settore femminile al settore maschile della gara dei 400 stile libero, al termine della quale andremo in zona podio ad effettuare le prime due premiazioni del pomeriggio. Riccardo Cervi in sesta corsia, specialista dei misti e della rana, ma ottimo stile liberista anche, portacolori del The Hacker Team, già campione giovanile, già finalista a Riccione agli assoluti nella gara dei 200 rana. Al suo fianco c'è Zuin, di lui già abbiamo parlato, è stato in nazionale giovanile pure lui, è un stagionale in questa gara agli assoluti di Riccione, ha nuotato 3,45 e 76, chiudendo alla sesta posizione. Davide Casarin in corsia 4 ha ottenuto il miglior tempo nelle batterie, 3,55,96. Casarin che ha nuotato quest'anno in Canada, era il 26 di novembre, 3,50 e 27. Zuin, Cervi, Casarin nell'ordine le prime tre posizioni alla virata dei 150 metri. Attenzione anche a Gerardin, più giovane tra questi quattro, lui classe 2000, ancora categoria junior. Tutti sotto il 30 nel tratto precedente, in questo quarto Casarin 29,50, Zuin leggermente sopra 30,04, così come Cervi 30,09, sotto invece Gerardin 29,65. Inizia la seconda metà di gara, fondamentali, terzi 100 metri con Casarin che prova a cambiare il passo, fa 29,39, non molla Gerardin, 29,41 e ritorna sotto i 30 Zuin, 29,62, anche Cervi continua a mantenere quel passo, 29,81, sono in 4 per le 3 medaglie in palio.
Casarin che ha vinto ieri 200, prova la doppietta nei 4, non molla Zuin, Gerardin è lì e Cervi ancora 73 centesimi a racchiudere i primi 3, poi Cervi leggermente più attardato. Zuin classe 96, Casarin 95, prova ad andarsene in questo terzo tratto, vediamo se arriva la risposta di Mattia Zuin, vediamo il tempo, Casarin 27 e 44, cambia notevolmente il ritmo, Zuin 28 e 62, Gerardin stabile in terza posizione. E dunque Davide Casarin là davanti, 3,50 e 27 il suo stagionale, va alla vittoria qui a Montebelluna, 3,50 e 07, fa meglio del mese di novembre per andare a prendersi questa vittoria. Mattia Zuin secondo, 3,51 e 83, poi Gerardin terzo, 3,53 e 66, davvero una bella finale ci hanno regalato questi ragazzi. Gerardin terzo, Zuin secondo, la vittoria Davide Casarin.